Quello che stiamo affrontando nel lattiero caseario sia veramente un esempio di invasione delle multinazionali straniere nei nostri marchi, nel nostro comparto. La denuncia arriva dall'Associazione dei produttori di latte del Veneto che chiedono maggiore tutela di tutta la filiera dalle stalle ai caseifici, un comparto importante dell'agricoltura non solo della nostra regione. Ricordiamoci che a livello nazionale il comparto lattiero caseario ha un fatturato più grande di quello del vino. L'intervento durante l'assemblea della latteria di Soligo, che anche quest'anno ha puntato a mantenere sopra i 40 centesimi per litro il compenso agli allevatori. Ma è quasi una mosca bianca nel mondo lattiero caseario, dove i grandi marchi italiani sono nelle mani delle multinazionali che utilizzano latte estero, spuntando prezzi impossibili per i produttori di casa nostra. Loro hanno capito che il futuro nell'alimentare è molto importante e ci credono molto di più. Noi non riusciamo a fare quello che molte multinazionali fanno perché probabilmente non abbiamo il potere economico. Per questo la soluzione sta sì nell'aggregazione con abbattimento dei costi fissi senza abbassare la qualità, ma anche e forse soprattutto nella diversificazione dell'offerta. E l'esempio lo dà il grana padano che quest'anno avrà la produzione contingentata, mettendo in difficoltà tante stalle lombarde. La Lombardia, nonostante il grana padano che in questo momento purtroppo è in difficoltà, non riescono a tenere il prezzo come il nostro territorio in qualche maniera sta facendo. È perché noi comunque abbiamo inventato tante alternative. Mi viene in mente la Casatella, mi vengono in mente quello che riguarda la montagna del Piave, ma negli anni noi queste cose le abbiamo cercate, la qualità prima di tutto per essere diversi dagli altri.